La pubblicazione degli audio delle telefonate disperate ai soccorsi da parte dei 3 ragazzi che poi hanno perso la vita travolti dal natisone il 31 maggio scorso ha toccato ancora di più le corde di tutte quelle persone che hanno seguito con passione la vicenda sperando in notizie positive che purtroppo non sono mai arrivate. Vi proponiamo integralmente quella che è stata l'ultima chiamata di Patrizia Cormos, quella delle 13:48 di quel maledetto giorno, dove con insistenza chiedeva aiuto mentre il vigile del fuoco dall'altra parte del telefono cercava di rassicurare che gli aiuti stavano arrivando, compreso l'elicottero, prima di chiedere alcune foto della situazione che a quell'ora purtroppo era forse già quasi compromessa. Nel sottofondo le urla strazianti di Christian Molnar mentre teneva Patrizia e Bianca nello stretto abbraccio che invoca aiuto, vi prego, anche la versione tedesca Hilfen. Vigile fuoco? Via Ponte Romano, Premariacco, le ripasso. Ancora la signora? Sì. Prego. Sì, vigile fuoco. Per favore, ti prego, mi sente? Sì, la sento signora. Com'è la stazione signora? L'acqua sta crescendo, non abbiamo tanto tempo, la prego. Sì, signora, stiamo arrivando. Abbiamo la posizione sua, ma dobbiamo arrivare, Ci vuole un attimino. Forse con l'elicottero, perché non so se potete venire a salvare. Sì, noi abbiamo attivato anche quello adesso, signora. Va bene? Prego, perché non ce la facciamo più. Mancano neanche 2 minuti, c'è raga tutte, non possiamo neanche prenderci da qualcosa. Signora, da quel telefonino lì, col WhatsApp che mi ha mandato, mi faccia qualche foto in giro e me la mandi, signora. Va bene? Adesso. Sì, me la mandi tutto in giro, dove inquadri il ponte, inquadri dall'altra parte, così abbiamo riferimenti ancora più precisi. Va bene? Sì.